Buongiorno Renzo. Caro professor Maggi, Vabbè, è sempre un piacere incontrarla. i nostri studi sono questi ormai. Qua abbiamo gli studi dello sprizzetto SRL. Professor Maggi, lei ha immediatamente centrato già anche la terminologia, è passata dal giornalismo al fatto televisivo. Ah, è vero. È come se non... Lo sa che io ho un sacco di amici, glieli presenterò, che vogliono venire a cena con lei. Ma ben volentieri. Ma sono persone note a Rovigo, dobbiamo andare a cena con il professor Maggi. Hai visto? La cosa mi fa... Anche a me fa piacere, anche perché tu sai che io sono deltacentrico, quindi già avere qualche fan qua... È che tu abbia degli amici, nel comune capoluogo e non solo. E poi c'è un altro gruppo molto più consistente che vorrebbe, anzi mi hanno quasi minacciato, dobbiamo andare a fare uno sprizzetto a Castelmassa. Bene. L'Alto Polese vogliono a tutti i costi, il professor Maggi deve venire qua. Lei è professore? Ormai è rettore. Onoris causa. Addirittura, quindi passo... Sai dove Passa sono di stato categoria. Stamattina, poi dopo i nostri amici lo vedranno fra un po' di giorni. Sono stato al teatro sociale, che tra l'altro è bellissimo, il teatro sociale di Rovigo, Meraviglioso. che c'era la premiazione degli atleti veneti che si sono distinti, penso quest'anno, e c'era anche Malagò, il presidente del CONI. Mitico presidente del CONI. Bel personaggio, bel personaggio. Ah, Malagò. Disponibile, lui dice che io faccio, il presidente del CONI non faccio politica, però probabilmente un po' di politica deve farla, si è fatto 4 mandati. No, lui le fa moltissima di politica, solo che fa politica e non partito. Però lui è riuscito a resistere a una cosa terribile, cioè, lo volevano, credo un partito di governo, lo voleva mandare via 1 anno e mezzo fa, 2, c'è stata proprio una guerra e lui è riuscito piano piano, sorridendo, successi olimpionici. Sì, tra l'altro è una domanda che ho fatto io stamattina a Malagò. Perché avevo sentito una sua intervista che diceva abbiamo la fortuna di avere degli atleti straordinari, sia a Tokyo che a Parigi abbiamo stravinto un sacco di medaglie, se non fosse il terzo franco medagliere, però per contro abbiamo delle strutture sportive che sono obsolete e gli ho chiesto, e allora con il PNRR ci sarà la possibilità di fare qualcosa? Perché il PNRR fra poco scade, no? Non sbaglio, 2026. Ma non è che scade, lei ha detto bene, ha detto giusto, nel 2026 le opere previste e progettate devono già essere realizzate e collaudate, quindi da qui al 2026 fa mica tempo a fare... Non fa tempo a fare niente, quindi abbiamo quello che era previsto è già, in questo momento è in fase di realizzazione. E quindi forse avevo perso un altro treno, ma tra i tanti che parliamo ogni tanto. Ecco, in questo caso vedrà, professore, che la realizzazione delle infrastrutture ci sarà, perché è il classico un po' italiana, però entro il 2020, siccome l'Unione Europea è in questo intransigente, micidialmente intransigente, nel 2026 le devi aver già finite, collaudate, pagato, altrimenti ti chiedono indietro i soldi. Che è peggio. Che non è proprio meglio rinunciare che dare in due schemi. Malagò diceva che da quando lui è presidente del CONI si sono succeduti 8 governi. Sì. E, facendo un salto, c'è il giubileo nel 2025. Bravissimo. Tra l'altro il giubileo si programma 25 anni prima, sì. E noi naturalmente arriviamo sempre con che molte opere saranno finite nel 2026. Italiani siamo. Perché non riusciamo mai? Questo è legato allo spirito italico. Gli altri non è che sono molto meglio di noi, però noi abbiamo questa... Nell'emergenza siamo nei numeri 1. Infatti nell'ordinario siamo decisamente. Però per contro finalmente a Rovigo, era ora, capoluogo, si apre la piscina. Questa è una grande notizia. È tragico che si sia chiusa. Sì, è tragico che la si sia chiusa. Se andate a vedere alcuni nostri sprizzetti, ne abbiamo anche. Se andate a vedere gli sprizzetti di qualche mese fa, perché l'hanno chiusa. Hanno chiuso. Però prima di Natale pensiamo che la piscina possa essere aperta con grande soddisfazione
delle famiglie, dei ragazzi, dei sportivi e dei disabili, perché il grandissimo danno, l'enorme danno che si è creato nelle famiglie è la mancanza della piscina per le famiglie disabili, che è stato un dramma proprio. Però è triste che una provincia come Rovigo, provincia importante anche che se ne dica, abbia una piscina ad Adria che è lì barcollante, a Portoviro che deve essere ancora aperta, a Rovigo che l'hanno aperta, la apriranno fra pochissimo, cioè è una di quelle cose essenziali per una città moderna, una provincia moderna. Ha ragione, la impiantistica sportiva è fondamentale. Ma perché Rovigo soffre di questo? Che non è un male che però le altre province, anche vicine, anche dell'Emilia, la Ferrara, hanno questi problemi. E poi dopo mi riallaccio anche al discorso del cinema, che non ci sono cinema, cioè ci sono delle cose basilari dove Rovigo... Dove a volte abbiamo degli incidenti, questo qui della piscina è comunque, bisogna affondare il tempo, bisogna affondare il coltello negli anni precedenti, perché Sì. la mancanza di Qualche manutenzione, errore. noi abbiamo, noi italiani in genere, il Polesine non è, purtroppo il Polesine non è in Svizzera, è sempre in Italia, quindi abbiamo il problema della manutenzione ordinaria, e la manutenzione ordinaria è essenziale perché proseguano, perché le cose funzionano, è insito nell'italiano. Questo mi dispiace quando riusciremo a superare questo gap qua. Non ce n'è per nessuno. Non ce n'è per nessuno, Forse. ma ho idea che il gap... E come dice il saggio, lo scopriremo Lo scopriremo solo vivendo. A voi.